Finalmente un segno positivo per il recupero dei nostri centri storici, e questo è il commento del presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, Rino Lamendola, che esprime il compiacimento dell'Ordine per il finanziamento con le risorse del PNRR di 7,5 milioni di euro in favore dei 7 comuni della nostra provincia da utilizzare per la valorizzazione dei centri storici. In particolare i comuni destinatari di queste risorse sono Bivona, Calamonaci, Ioppolo Giancaxio, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina. In questi comuni hanno meritoriamente presentato una serie di progetti in partnership con imprese e associazioni culturali, ammessi e finanziati con i fondi del PNRR per un importo di 7,5 milioni di euro per l'esecuzione dei lavori e dei servizi da completare entro il giugno 2026. I comuni suddetti hanno avuto il merito, continua il presidente Lamendola, di sfruttare nel migliore dei modi le risorse stanziate dallo Stato con il decreto del 7 giugno 2022, emesso dal Ministero della Cultura, per il recupero di antichi borghi abbandonati, di centri storici di piccoli comuni al di sotto dei 5.000 abitanti. Il nostro auspicio, continua il Presidente dell'Ordine degli Architetti, è che gli interventi di rigenerazione urbana in chiave green e di valorizzazione dei centri storici dei 7 comuni della nostra provincia possano segnare anche per altri comuni un percorso virtuoso da seguire per promuovere nuove politiche di gestione del territorio fondate sulla riduzione del consumo del suolo, la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente. Continueremo a offrire, conclude Lamendola, il patrimonio edilizio esistente, continueremo a promuovere le politiche di governo del territorio finalizzate al recupero della valorizzazione dei centri storici, così come abbiamo già fatto recentemente con i comuni di Grotte, Montevago, Racalmuto, Raffadali, Santa Margherita del Belice e il libero consorzio comunale, che hanno redatto 7 ottimi progetti di fattibilità tecnica e economica con i quali i soggetti banditori potranno accedere ai fondi della programmazione comunitaria del PNRR per la realizzazione di altrettanti interventi di riqualificazione urbana per un importo complessivo di ben 26 milioni di euro.